Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. Tamponi a Malpensa per i passeggeri in arrivo dalla Cina. L'esito dei primi due voli è però preoccupante. Sentiamo le parole dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso nel servizio di Luca Testoni con le immagini dell'agenzia Blitz. Abbiamo voluto fare un controllo, monitoraggio, perché non avendo notizie ufficiali dalla Cina è ovvio che noi ci dobbiamo cautelare, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo verificare quello che sta accadendo e quindi il modo migliore e più rapido è quello di fare un tampone non obbligatorio ai voli diretti che arrivano dalla Cina. Abbiamo fatto due controlli sui primi due velivoli che sono arrivati da Pechino e da Shanghai, mi pare. Il primo volo su 62 passeggeri, 35 erano positivi al Covid e ancora peggio il secondo volo su 120 passeggeri, 62 erano positivi al Covid, quindi abbiamo una percentuale di un passeggero su due che era positivo al Covid. Questo sta a sottolineare il fatto che in Cina la situazione non è così tranquilla come magari qualcuno può pensare e che quelle che sono le indicazioni che stiamo leggendo anche sui giornali e che si dicono a livello internazionale purtroppo sembrano essere abbastanza veritiere. Quindi bisogna fare una verifica, abbiamo attivato immediatamente la procedura per il sequenziamento di questi casi positivi, domani mattina avremo i primi risultati. Se si dovesse trattare solamente della variante Omicron nelle sue varie sfaccettature, va bene, ne prendiamo atto, siamo praticamente tutti vaccinati e quindi non credo che bisognerà adottare nulla di particolarmente stringente. Se invece, speriamo di no, ci dovessero essere delle varianti diverse, magari addirittura non conosciute, è chiaro che a quel punto si dovrà provvedere in modo completamente diverso, ma sarà ovviamente il Ministro e il Ministero e il Governo che ci dovranno dare le indicazioni. E ora a Nerviano, morta la donna che era stata investita con la figlia sul Sempione. Ci racconta tutto Luigi Crespi. Dimessa dall'ospedale, muore a casa il giorno di Natale in seguito a un attacco cardiaco. Magat So aveva 48 anni, venerdì 23 dicembre era stata investita insieme alla figlia di 11 anni mentre stava attraversando il Sempione all'altezza della torre civica di Nerviano. L'incidente era avvenuto intorno alle 19:15, la donna era stata investita da una limousine, le sue condizioni apparentemente non erano particolarmente gravi. Soccorsa da un equipaggio del 118, era stata trasportata a pronto soccorso dall'ospedale di Legnano, dove i medici le avevano diagnosticato la frattura chiusa di una vertebra lombare. 2 giorni dopo il ricovero, ecco il tragico epilogo. La donna è stata stroncata da un malore nella sua abitazione. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta. A Busto Arsizio l'impianto di Neotalia viene potenziato e produce energia elettrica per il fabbisogno di 30.000 famiglie. Il servizio di Luigi Crespi con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Siamo nell'impianto Neotalia di via per Arconate a Busto Arsizio, dove nei giorni scorsi è entrata in funzione la seconda turbina per generare energia elettrica. Questa turbina ha una potenza di 5,5 MW che sommata alla precedente portano la potenza dell'impianto a 9 MW. 2 sono consumati internamente, 7 saranno immessi in rete e serviranno per garantire il fabbisogno energetico di circa 30.000 famiglie. Per Neotalia questo è il primo passo di un progetto impegnativo che porterà a un investimento di oltre 100 milioni di euro per trasformare l'ex inceneritore di Busto Arsizio, lasciandosi alle spalle tutti i problemi che aveva, e renderlo una nuova fabbrica di energia completamente integrata con i fabbisogni del territorio. Bilancio del primo mese per l'autovelox collocato a Varese in Viale Europa, una strada dove le auto corrono troppo. Ebbene, i dati sono preoccupanti: 6.000 infrazioni accertate, oltre 1.200 auto hanno superato il limite fino a 40 km all'ora in più. Il commento dell'assessore alla polizia locale Raffaele Catalano: ricordo che Viale Europa non è un autodromo, è una strada con un
limite già alto. Non ci sono scuse per chi non vuole rispettare i limiti, mettendo in pericolo la propria e la sicurezza degli altri. Mi auguro che dopo questo primo mese potremo vedere un netto calo dei dati sulle infrazioni. Ha concluso l'assessore. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E restiamo a Varese, parliamo ancora di traffico, secondo giorno oggi di chiusura della bretella in largo Flaiano, i disagi si avvertono e crescono le polemiche. Vediamo perché nel servizio curato da Elisa Polveroni. Le immagini sono di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Secondo giorno di viabilità critica a Varese per effetto della chiusura della bretella in largo Flaiano. È ancora presto per tirare le somme e il vero banco di prova sarà a gennaio con la ripresa delle scuole. Ma già si vedono chiari segnali di disagio, soprattutto nelle ore di punta. Il nodo nevralgico sembra essere la rotonda tra via Gasparotto e viale Europa, davanti alla nuova Esselunga. Lì il traffico in arrivo da viale Borri si blocca perché deve dare la precedenza a chi nell'altro senso di marcia si trova già nell'anello del rondò. Così si formano code già da via Magenta, un serpentone di auto con clacson pigiati. Va precisato che questa situazione di caos si sta verificando quasi esclusivamente nelle ore di punta. Del resto in questi giorni il traffico è più fiacco negli altri momenti della giornata, ma in prospettiva si guarda con apprensione al dopo feste. Le proteste nel frattempo non mancano. Al comune viene rimproverato di aver sbagliato il periodo di inizio lavori. A proposito, la chiusura della bretella durerà 3 mesi e di non impiegare i vigili per alleviare i disagi. Le difficoltà legate al cantiere di largo Flaiano sono una storia, forse inevitabile, che i varesini si porteranno da qui alla primavera. Il Comune di Varese ha previsto un intervento urgente di messa in sicurezza del versante sotto il ponte e il parcheggio del cimitero della Rasa. Vediamo di cosa si tratta. Ecco, siamo alla Rasa in corrispondenza del cimitero e del ponte che venne inaugurato esattamente 10 anni fa, affiancandosi al vecchio che a sua volta, il vecchio ponte, venne ristrutturato. È stata una delle opere pubbliche più importanti della storia recente di Varese. Ebbene, ci troviamo qui oggi perché il Comune di Varese deve tornare a metterci mano, non al ponte ovviamente, che è ancora in perfette condizioni, ma al versante sottostante al parcheggio del cimitero. Vedete, quello è il parcheggio del cimitero, quello è il versante sottostante, perché questo versante presenta rischi di smottamento. Lo hanno rilevato i tecnici di Palazzo Estense, indicando quindi l'esigenza di un intervento di messa in sicurezza per scongiurare guai peggiori. Il progetto è già esecutivo e l'appalto è stato affidato ad un'azienda varesina. Che cosa si prevede? Si prevede il rafforzamento della riva sottostante, eccola, vedete, quella lì sottostante alla struttura del parcheggio del cimitero, un rafforzamento mediante l'inserimento di massi e la formazione di terrazzamenti. Una soluzione insomma che garantirà la tenuta del versante, che viceversa andrebbe incontro a rischi di dissesti idrogeologici. I lavori sono considerati urgenti, il Comune con lungimiranza ha deciso così di giocare d'anticipo. Stasera la fiaccolata di fine anno al Sacro Monte alle 20:30. Si tratta di un'iniziativa che torna dopo 2 anni di sospensione a causa della pandemia. Il ritrovo è alla prima cappella, il corteo con le torce risalirà quindi fino al santuario percorrendo la via sacra. Su prealpina.it già in serata il servizio sulla fiaccolata. Spostiamoci ora ad Angela, dimissioni di massa in Consiglio Comunale, cade l'amministrazione. Sentiamo Luca Spriano.
L'ultimo atto della crisi di governo ad Angera è andato in scena questa mattina quando hanno depositato in municipio le dimissioni congiuntamente i 4 consiglieri di maggioranza dissidenti capitanati dall'ex vice sindaco Marco Brovelli e i 3 esponenti della minoranza allea di Milo Manica. Una decisione che arriva una decina di giorni dopo la creazione del gruppo indipendente di maggioranza dello stesso Brovelli, al quale poi il sindaco Alessandro Paladini Molgora ha ritirato le deleghe in giunta e che apre adesso le porte allo scioglimento del Consiglio Comunale. Ciò significherà successive elezioni per il rinnovo dell'amministrazione. L'unione forzata dei 2 gruppi di maggioranza siglata 8 anni fa, il commento di Manica, è arrivata all'epilogo. La parola torni ai cittadini per un cambio di passo. Serve un nuovo governo della città. Non faremo accordi solo per vincere, ma ci prepariamo a governare, conclude Manica. Sport, basket, Varese cerca di rialzarsi dopo la batosta con Milano, l'analisi è di Giuseppe Sciascia. L'Ompeggiommetti svolta pagina dopo la sconfitta nel derby di Milano e prova a parecchiare la tavola per un ottimo inizio del 2023. La truppa di Matt Brasi è tornata in palestra stamattina, mercoledì 28 dicembre, per riprendere gli allenamenti in vista della prima gara del nuovo anno solare. Lunedì 2 gennaio arriverà a Masnago la terza forza Tortona. L'obiettivo dell'Ompeggiommetti è quello di recuperare Tariq Owens, assente a causa di un riacutizzarsi di un infortunio all'adduttore destro nel riscaldamento del derby di Santo Stefano. Un'assenza che si va ad aggiungere a quella di Justin Reyes, che ha chiaramente penalizzato la truppa biancorossa in una sfida già impari contro la corazzata Milano. Ora Tortona, che comunque è una squadra di grande felicità con l'ex di turno Tyler Kane sotto i tabelloni, si propone come un ostacolo comunque impegnativo ma meno ingiocabile rispetto a quello del derby del 26 dicembre, soprattutto se Varese riavrà il suo pilastro difensivo da schierare sotto i tabelloni. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.